Operiamo soprattutto in ambito ospedaliero, anche in collaborazione con l'ULSS nel Dipartimento di Prevenzione. Collaboriamo con il Comune per un progetto Telefonata Amica, che è il nostro servizio fondamentale, è rivolto soprattutto a persone sole, in particolare prive di ogni rapporto parentale. Quindi facciamo compagnia, facciamo visite domiciliari, accompagnamento, portiamo se necessario anche la spesa a casa, accompagniamo per visite in ospedale o per terapie. Attraverso questo contatto ci siamo resi conto che veramente la realtà dell'anziano e le problematiche dell'invecchiamento sono molto complesse, per cui abbiamo deciso di riflettere un po' di più, di fare più approfondimento su questa realtà dell'anziano, e quindi abbiamo in atto un percorso con la dottoressa Silvana Saragiotto di prevenzione del decadimento cognitivo, cioè faremo tutta una serie di incontri con le persone anziane per poter prevenire proprio il decadimento cognitivo e rinforzare tutte le capacità cognitive. Questo si svolgerà a breve. Per la telefonata amica, oltre che accompagnare, appunto come dicevo prima, fare compagnia e aiutare le persone nelle loro necessità quotidiane, cerchiamo di rendere migliore la vita di queste persone e soprattutto facciamo sentire all'anziano di non essere più solo, quindi è importante il tema della solitudine in cui l'anziano si trova. Ma oltre che permettere all'anziano di avere un collegamento con il mondo esterno, il volontario riesce a volte a individuare dei disagi che a volte non vengono espressi. Quindi attraverso il percorso della telefonata amica riusciamo ad intervenire e a cercare di aiutare, oltre che nelle necessità quotidiane, anche cercare di intervenire per risolvere problematiche che sono presenti negli anziani. Lavoriamo anche come servizio presso il Monoblocco, l'ospedale, siamo un'associazione che è nata proprio come associazione ospedaliera nel 2012, e presso il Dipartimento dell'ULSS 6 facciamo accoglienza e supporto alle persone che vengono per le visite in commissione medica per l'invalidità e anche per il rinnovo della patente. Ed è un tema questo molto forte, perché delle volte ci troviamo con delle persone che si vengono private dell'uso della patente, rimangono molto male, quindi cerchiamo di dare conforto, di dare supporto anche in questo momento difficile. Ci sono poi gli ambulatori della vaccinazione e indirizziamo e aiutiamo tanti ragazzi stranieri che vengono per le vaccinazioni. Questo è quanto noi facciamo, cioè stare vicino all'anziano, essere di supporto, di aiuto per cercare di rendere la vita un po' migliore.